Welcome, ladies and gentlemen, to the 11th edition of the Hans Koller Prize and to the 6th edition of the European Jazz Prize. Enjoy the winners, enjoy the music, enjoy this night, and welcome to my two lovely assistants, Caro Astanasiadis and Linde Gansch. Italian pianist Stefano Bolani belongs to the younger breed of European musicians who feels equally at home in American jazz, European music and pop traditions, leaving his own special imprint on whatever he plays. Stefano Bolani represents the type of complete pianistics that places total orchestral sound in the foreground ahead of spectacular virtuoso pyrotechnics. The most creative and interesting voices in the European jazz scene has been richly confirmed. Congratulations. Grazie. No. Ai, ai, ai. My German is not too good. I can only say und der Haifisch, der hat Zähne und die tragt er im Gesicht. But it's totally unuseful if you want an espresso in Vienna. Anyway, I decided to quote another musician, so I'm cool. It's not my fault. I'm quoting Enrico Rava. He told me once a very special thing about prizes. He once said that this idea of giving prizes and of deciding who's the best musician is quite weird, of course, because we all know that we are all musicians, we all play our own thing, and it's quite difficult, it's quite strange to decide who's the best, of course. But since somebody invented this kind of pose, the best thing you can do is to win them. So I do think it's a very good idea. So I'm quoting that. Thank you, danke. Thank you very much. La cosa più bella del premio è stata proprio il modo in cui ho saputo di aver vinto. Cioè è venuto Matthias Ruegg, che è direttore della Vienna Art Orchestra, che è anche il presidente della giuria, in giugno a Bolzano, giugno del 2007, perché dividevamo la serata. È venuto, si siede e mi dice: io ti devo dire una cosa, tu sai che esiste un premio che si chiama European Jazz Prize dedicato a Hans Koller, il grande musicista austriaco? Dico: no, mi dispiace, non lo so. Tu sai, mi dice sempre, che tu sei il candidato per l'Italia? Dico: no, non lo sapevo. Tu sai che sei in ballottaggio con John Sarman, che è il candidato inglese? Dico: no, non lo sapevo. Dico: tra l'altro, voglio dire, John Sarman è anche uno che ha fatto veramente la storia del jazz europeo, che ha 70 anni, è anche strano, è sempre strano mettere in competizione musicisti, ma figurarsi addirittura uno che ne ha 35 con uno che ne ha 70. Ma tu sai che hai vinto? E gli faccio: no, non lo sapevo. Dico, per cui diciamo che la cosa più bella di questa storia è vincere un premio che non solo non sapevi di essere in lizza, ma non sapevi neanche che esistesse, giuro. Dopo mi sono informato e ho scoperto che è un premio che ha una bella storia, perché dentro nel carnet ci sono personaggi che io ammiro molto, perché per esempio il premio è andato a Thomas Tanko, per esempio il premio è andato a Bobo Stenson, a Bojan Zulfikar Pasic, quindi musicisti di jazz europeo che io amo, e quindi mi fa piacere essere parte di una famiglia del genere. Stefano Bolani è un rappresentante tra i più brillanti, per certi versi anche di attualità, di moda del jazz europeo, fenomeno che ha 80 anni di storia e che proprio negli ultimi anni tuttavia è diventato, come dire, è stato valorizzato più e meglio di prima, ottenendo anche un consenso, come dire, comparativo rispetto all'importanza del jazz americano. Il jazz europeo e il jazz americano oggi non hanno nulla da temere uno dall'altro, sono in un certo modo proprio allo stesso livello. Abbiamo scoperto finalmente che si può fare un jazz svincolato dai modelli americani. Mentre quando ero appunto più piccolo io si aspettava qualcuno che varcasse l'oceano per sentire come si suonava, no? Da più di 20 anni i musicisti italiani raccontano delle storie decisamente come minimo interessanti come quello che avvengono fuori dall'Europa. C'è una via italiana al jazz molto personale e originale, io direi anche più originale di quelli americani. Gli americani sono molto bravi come routinier,
nel senso che fanno un jazz rifinito, accademico, meraviglioso, eccetera, eccetera, però noi italiani abbiamo la personalità che poi ci suggerisce la nostra cultura musicale, che naturalmente è fortissima, forse ancora più varia di quella americana, perché noi abbiamo il melodramma, la canzone, il folklore, la musica dialettale, Renato Carosone, e tanti elementi. Quindi io credo che ci saranno sempre nuove generazioni di jazzisti, anzi credo che il jazz si alimenterà proprio, il jazz come fenomeno, dalle diverse culture future, non potrà essere più soltanto americano come era negli anni 50. Rispetto a Francia e Scandinavia soprattutto siamo sempre stati un po' indietro, in quei paesi i musicisti americani abitavano già durante gli anni 50 e da noi invece i nostri appassionati di jazz, da Gorny Kramer a Trovaioli fino a Franco Cerri, fino al giovane Paolo Conte o a Buscaglione, hanno dovuto fare altro. Per fortuna l'altra cosa che facevano era la musica leggera di qualità enorme e quindi non so neanche se sia andata poi tanto male, anzi forse va bene così. Sta di fatto che adesso la responsabilità di una generazione come la nostra, la mia ma anche quella di poco precedente alla mia, quella di Paolo Fresu, di Roberto Gatto, di Stefano Di Battista, è una responsabilità grossa, perché stavolta noi non abbiamo più scuse, noi possiamo vivere e lo facciamo di solo jazz, cioè scegliendo che cosa fare, non avendo imposizioni, non avendo il problema della pagnotta. Siamo in pochi in Italia, ma quei pochi che ci sono devono dimostrare che il jazz italiano può stare alla pari con gli altri. C'è un filo con Bollani e Carosone, che è quello di ritenere che con la musica ci si può anche divertire, che anche una canzoncina può avere una valenza artistica molto forte, se ispirata, se c'ha un'intuizione come appunto Maruzzella, che si era messa negli occhi il mare. Io poi mi ricordo cose straordinarie, e poi la ricerca dell'altro, dell'originalità, cioè di non fare quello che fanno gli altri, e questa è la grande qualità anche di Stefano, che va sempre su territori imprevedibili. A posteriori, cioè oggi, ho capito finalmente perché mi sono innamorato di Carosone a 11 anni. Lì per lì pensavo fosse la tecnica scintillante. Faceva questi brani che ricordavano il ragtime, il jazz, che io ancora conoscevo poco.
e poi cantava, ma non mi sembrava la cosa più interessante. Pian pianino mi sono avvicinato anche alle sue canzoni, che erano cantate in napoletano. Io di napoletano non ho assolutamente nulla, perché sono nato a Milano. La mia mamma è veneta, sono cresciuto prima in Piemonte e poi in Toscana, quindi non c'entro niente col sud dell'Italia, però ho cominciato a cantare in napoletano, a cercare di capire di cosa parlava. In alcuni casi, come si fa con le lingue straniere, ripetevo delle frasi. Ho capito a posteriori, dicevo che Carosone chiudeva tutto quello che, in una sola persona, tutto quello che mi sarebbe piaciuto fare, quindi l'attore in fondo, il cabarettista, anche se lui era persona molto seria, ma aveva il batterista che svolgeva questo ruolo, Gigi Di Giacomo, il musicista anche di jazz volendo, il cantante, l'intrattenitore e il pianista vero e proprio. Ci sono invece degli autori che fanno proprio, che dice questo è un nuovo brano in La minore e fa davvero così. Ma questo brano invece ha altri accordi. Forse l'unica cosa che non avevo capito all'epoca e che mi distingue decisamente da Carosone a questo punto nell'idea della musica è che in Carosone di improvvisato non c'è quasi nulla, perché il maestro Carosone, a cui i musicisti per anni hanno continuato a dare del voi, a chiamarlo maestro, nonostante sembrassero tanto amici, il maestro Carosone studiava tutto, e ogni singola nota e ogni singola gag. Allora, vabbè, se vogliamo ridere, Beethoven era senza gambe e senza braccia, come Mozart, del resto, e Verdi e Rossini. Li avrete visti a volte riprodotti sui pianoforti. Ma il maestro Bollani invece di solito si diverte di più a improvvisare davvero, col rischio che quella sera la gag non venga un granché e anche il pezzo non venga un granché. Dopo una trentina d'anni ho anche il dubbio che fosse più un problema del 78 giri che una scelta estetica di questo tedesco. Comunque la versione era così. Era questa, grazie. Però l'idea è che debba venire sempre diverso, insomma in Carosone invece mutuata dalla musica classica c'è un'idea di perfezione che è ancora, se vuoi, è molto nobile, anche molto napoletana. Ma San Gennaro m'aveva fatta grazia, l'altra mattina non l'ha fatta alzare, teneva l'occhio freve, pareva che schiattava, io quasi mi credevo di uscisselo con te. Non fi le voci però trovai mamma da piccinina da faccia accompagnare. Stefano è un artista ironico estroverso. Secondo molti, non secondo me, anche troppo. C'è tutta una serie di persone che accusa Stefano di essere troppo allegro, troppo ironico, dovrebbe essere più serio e essere più jazzista serio. Quindi, no, l'ho conosciuto qualche anno fa in una radio di cui io dirigevo il palinsesto a Firenze. E l'ho conosciuto e ci siamo frequentati perché abbiamo scoperto di avere delle passioni comuni, musicali, soprattutto per quello che riguardava la musica italiana anni 30 e 40, il periodo dello swing. Quindi abbiamo cominciato a lavorarci su questo repertorio per soddisfare la nostra comune passione ed è nato uno spettacolo che si chiamava Nero Swing, che era uno spettacolo appunto di musica anni 30 e 40, e poi uno spettacolo sulla musica beat con un gruppo beat un po' più classico. Ma oggi è un giorno a zimpace e zirlecchi, un giorno tutto... Abbiamo girato parecchi anni con questi spettacoli e Stefano, riportando un po' il mondo degli anni 30 e 40 in un lavoro che si chiama Abbassa la tua radio, ha proprio pubblicato questo lavoro. Poi con Massimo è nata l'idea di musicare, anzi prima di Abbassa la tua radio devo dire, è nata l'idea di musicare Le fanfore di Maraini e devo dire lì
tutto il lavoro che avevamo fatto sulla musica leggera italiana è tornato molto utile, sembrava fatto apposta, perché laddove le poesie di Maraini suggeriscono dei suoni, somigliano a parole esistenti, ma non sono quelle parole, allora proprio lì noi abbiamo lavorato musicalmente allo stesso modo, cioè inventando delle musiche che somigliassero, rimandassero a qualcosa, soprattutto come atmosfera. Io t'amo, Pia Cicala e un thriller argento. Poi invece rivelare la loro natura di originalità e di modernità, e i pezzi erano finto anni 50, rivelavano la loro natura, dicevo, con una sola chitarra elettrica, piuttosto che con una strana frase di flauto, piuttosto che con un rap a un certo punto, quindi con elementi esterni che dicessero all'ascoltatore stiamo giocando, eccoci qua, siamo due giovanotti postmoderni. Le fanfole è molto difficile dire cosa sono le fanfole. Le fanfole sono delle poesie in realtà scritte da Marini con una metrica abbastanza invece questa costante, quasi tutte in decasillabi. Forse l'unica per definire meglio la cosa sarebbe da citare una sua frase dicendo, perché non è, qui le parole io le propongo, non le trafiggo, no? Come si trafiggono le farfalle, si mettono lì, le trafiggo in un loro unico significato che in qualche modo le imprigiona. Qui le libero e mi invento delle cose. Insomma, io credo che siano delle cose che si possono sentire o non sentire, non lo so. Io e Stefano siamo innamorati follemente e quando le andiamo a eseguire in giro vediamo che poi molte persone ci seguono, insomma, entrano in questo mondo. Or più non usa uscire sugli spaghi, guardando avanti a sé con aria altera, tra i lugheri, gli arcostoli e gli snaghi. La sindrome di Brontolo, che è questo agile librettino che vediamo qui e che, vi faccio notare, ha 88 pagine, quindi 88 sono i tasti del pianoforte, è naturalmente casuale, figurati se mi sono accorto di una cosa del genere, è un libro che io ho scritto per me stesso, questo non l'avevo fatto leggere a nessuno, era tutto nel mio portatile ed era molto più lungo. Pensavo di non aver scritto nulla di autobiografico, facendo l'errore che fanno molte persone che cominciano a scrivere. Pensavo di aver inventato dei personaggi, poi mi sono accorto che invece tutti insieme, visto che evidentemente non riesco a concepirmi come uno solo, tutti insieme fanno Bollani. Sono 5 questi personaggi, alcuni fanno proprio addirittura delle cose, cioè a loro capitano delle cose che mi sono capitate. Altri invece semplicemente le immaginano, ma fanno parte sempre di me stesso. In generale il libro aveva un'intenzione iniziale che era quella di non parlare di niente e dire benissimo, io adesso vi scrivo un libro dove questi 5 si incontrano tutti a due, quindi accidenti, più mistica di così la cosa, chissà che cos'è che li lega, chissà cosa cambierà nella loro vita, finisce il libro e i 5 non si accorgono neanche di questa casualità e in fondo imparano pochissimo, alla fine ognuno impara una piccola cosa, ma di fatto non si accorgono di aver incontrato persone importanti che avrebbero potuto stimolarli a una riflessione, per cui è un libro è un po' come se una notte d'inverno un viaggiatore di Calvino, che tono che mi do, nel senso che è un libro di inizi che non vanno da nessuna parte, come se loro potessero aprire delle porte e non riescono a farlo in realtà. Cos'è? Che cos'è questo? Beh, lo sappiamo, questo è il castello di Elsinor, cupo, maniero, nonché residenza dei reali di Danimarca, però non affaticatevi ora, non sforzate adesso il pensiero, la fantasia per cercare di immaginare com'è dentro, di immaginare i dettagli del castello, non serve a niente perché tanto è sempre notte, non si vede, è comunque sempre buio, non si vede un accidente nel castello di Elsinor perché è sempre, costantemente buio, tant'è che la gente si saluta a tutte le ore dicendosi buonanotte, ma sempre, anche di prima mattina, ma nessuno che dica buongiorno, come la va? Buongiorno, c'è una luce bellissima, ma che niente da fare, sempre solo buonanotte, 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 1000 volte buonanotte e non si sente una allodola a pagarla. Io ho sempre pensato che la musica non dovesse, soprattutto in uno spettacolo teatrale che è in più un monologo, non dovesse essere semplicemente la colonna sonora. Ho fatto in passato degli spettacoli in cui, come dire, la musica non era originale e serviva come citazione, come suggestione di memoria, cose del genere. Ma siccome appunto con Alice e con Amleto volevamo che fosse tutto un percorso di narrazione il più possibile con un punto di vista originale, avevamo proprio bisogno di un autore, di un musicista
che diventasse, come dire, un'altra voce in scena, non semplicemente un commento o una sottolineatura, appunto, non la colonna sonora, ma un'altra voce. Innanzitutto abbiamo Polonio. Dal momento in cui tu cominci a lavorare con attori seri come Baliani, come soprattutto Lella Costa, per la quale ho scritto per 2 volte le musiche degli spettacoli e ne arriva una terza ora, allora certo che insomma ti rendi anche conto che forse ognuno dovrebbe fare il proprio mestiere. Io invado spesso i campi, ma cerco comunque di farlo con rispetto. No, forse un'altra cosa io ce l'avrei da dire, non è ovviamente nell'Amleto di Shakespeare, però non è un'idea che mi sono inventata io. La Lella è una persona favolosa perché le dai un testo qualsiasi e improvvisamente diventa una cosa molto forte e molto credibile. Il difetto peggiore, il peccato mortale è pensare che un'improvvisazione che ti è riuscita bene una sera automaticamente diventi repertorio. Perché una buona improvvisazione possa diventare repertorio ci va il lavoro delle prove, ci va il lavoro di palcoscenico, ci va il lavoro di scrittura. Una cosa viene ripetuta all'infinito e il gusto sta proprio nel ripeterlo con i meccanismi esatti, precisi che fanno scattare la risata, che fanno ogliare questa macchina che siamo noi, che siamo 4 esseri viventi che si muovono e si incastrano. È lentamente slow motion. Sono i fratelli a bagnare, seccoli, no. La banda Osiris è stata un po' la chiave di volta. L'ho conosciuta facendo Guarda che luna, poi abbiamo fatto insieme il primo piano e a me la banda Osiris piaceva già perché erano, non ho mai capito se sono musicisti che scherzano o se sono clown che suonano. Insomma ci siamo trovati e ci divertiamo molto a giocare con la musica. Loro lo fanno molto più seriamente di me. Stanno dentro un copione, litigano spesso fra di loro su dettagli, su cose che a me sembrano inezii e che invece sono fondamentali per il meccanismo teatrale. Quindi da loro ho imparato questo, forse. Non usare il sesso e la politica per far ridere è già molto difficile. Per noi la musica è fucina di divertimento, di creare cose nuove. Questo è importante per noi perché è un elemento fondamentale di usare una cosa particolare come la musica per poter far ridere. In più è molto elementare, nel senso che noi uniamo molto il movimento, gesto, cinema muto, clown, una cosa che piace molto ai bambini e piace anche all'intellettuale, perché magari ci metti la citazione colta che becca solamente l'intellettuale, ma il bambino ride perché ho fatto la faccia da scemo. Bello. Cosa che non mi riesce difficile, so che stavate aggiungendo questo.
il rapporto col cinema è difficile. Io penso di aver detto in qualsiasi intervista: un sogno nel cassetto, fatemi scrivere una colonna sonora. Volevo laurearmi in storia del cinema, non ho mai fatto neanche un esame, ma lo dico così in modo che si sappia. E ho una passione per il cinema d'autore, ovviamente molto anche per il cinema surrealista, per Luis Buñuel, per dirne uno, e per Raoul Ruiz, tutti i registi bizzarri. Non c'era nulla di bizzarro nel film Caos Calmo, anzi è un film tratto da un libro molto serio e molto bello che è scritto da Sandro Veronesi. E purtroppo noi coi visionari abbiamo pensato benissimo: facciamo una cosa jazz come faceva Miles con Louis Malle per Ascensore per il Patibolo, abbiamo già le immagini, improvvisiamoci sopra. A noi il risultato piaceva tanto, ma devo dire al Tomare, per esempio, che è un amico, è stato l'unico a vedere il film con la musica una sera, e l'unico commento è stato: se ve lo lasciano fare sono veramente coraggiosi. Difatti non ce l'hanno lasciato fare, aveva ragione lui, nel senso che era una musica molto impegnativa, però insomma non ce l'hanno fatto fare, hanno scelto una colonna sonora più tradizionale, ma noi abbiamo comunque pubblicato il disco intitolandolo Ordine Agitato, che diciamo, è il parallelo di Caos Calmo, è un titolo che mi ha prestato Veronesi e mi sembra molto adatto. Io ho conosciuto Stefano 12 anni fa in un concerto in cui ero ospite di un trio di giovani esattamente a Prato, e il pianista era Stefano Bollani, che all'epoca nessuno conosceva se non nell'ambiente dei cantanti, perché accompagnava Giovanotti, Raff, Irene Grandi, eccetera. Io sono rimasto colpitissimo da Stefano e alla prima occasione gli ho offerto di venire a suonare. Lui doveva partire con Giovanotti in tournée e io l'ho dissuaso, gli ho prospettato un avvenire più felice, lui mi ha ascoltato e credo che gli è andata molto bene. Quindi... Credo che siano minimo 15 dischi, quelli con Rava a nome suo, qualcosa a nome mio dove lui è ospite, per etichette giapponesi, scandinave, francesi, tedesche con la SM, italiane. Facciamo dei concerti dove è tutto esaurito, dappertutto, ma soprattutto ci divertiamo. La musica in particolare, secondo me, è proprio un esempio meraviglioso di una perfetta democrazia, specialmente con il jazz, no? È un microcosmo dove c'è un gruppo di jazz, ma anche solo un duo, è proprio un microcosmo dove tutto funziona come dovrebbe funzionare nella realtà, che invece non funzionerà mai, però dove uno dà senza rinunciare alla propria identità, riceve quello di cui ha bisogno, è una perfetta società quando funziona.
talmente bello quando improvvisando tu dici una cosa, l'altro risponde una cosa che non ti aspettavi e tu sei costretto quindi a dire un'altra cosa e via dicendo, e la conversazione va avanti non per frasi fatte ma per trovate estemporanee, e però entrambi ci divertiamo molto all'idea che l'altro ci stia sorprendendo. È la cosa più bella che può accadere in un rapporto umano e quindi anche in un rapporto artistico, e con Enrico dopo 15 anni è ancora così. Io più o meno mi aspetto quello che lui farà, però c'è sempre quella piccola cosa, quel dettaglio che invece mi sorprende e mi obbliga a rivedere quello che sto suonando. Le prove che io ho fatto con Enrico Rava sono pochissime, perché non si parla di musica ma la facciamo, e questo è stato il più grande insegnamento che ho avuto da Rava, perché quando io ho conosciuto Rava scrivevo le partiture, correggevo tutto nell'orchestra del Titanic, no questa nota, no, potresti fare questo, potresti fare quello. Lui in effetti mi ha insegnato una cosa: se tu hai scelto di suonare con quel musicista è inutile che poi passi il tempo a spiegargli cosa deve fare, allora chiama un altro. Cos'è quella? Una battuta in due? No. Sì, perché non capisco. Perché sennò viene. Perché io voglio che questo venga sull'1, cioè lo fa pabo parabo pabo belabo pa pabo belabo papo pabo belabo. Capito? No. Pabo parabo pabo Però anche questa è in due. Sì. E allora è in 4, una in 4. Sì, ma se faccio in 4, questo mi casca sull'1. Scusami, se questa è una battuta in 4. Questa è in 4, ci manca. Questa è in 4. Questa è in 4. Questa è in 2 e questa è una in 4. Come fai se è in 4 questa? Perché continua qua. Vedi che ho cancellato questo affare. Non si può fare. Non si può, però siccome ho sbagliato. Non si capisce così, no? Non si capisce. Questa è una battuta, questa è un'altra. Allora adesso capisco. Ovviamente è la persona più importante della mia vita, non solo musicalmente, nel senso che mi ha fatto conoscere veramente le persone più importanti, produttori, musicisti e amici. Quando Rava negli anni 70 voleva fare il jazz è stato costretto ad andare a New York, perché in Italia non avrebbe avuto quel tipo di carriera. Oggi si può stare a Parigi, ma addirittura si può stare a Roma, ma addirittura forse si può stare in Toscana, e non c'è più un unico centro nevralgico del jazz, c'è jazz dappertutto. A New York facemmo un grande concerto organizzato da Umbria Jazz alla Town Hall, che era un eventone, 3 ore di jazz italiano con ospite Gio Lovano, che per l'occasione rispolverava le radici italo-americane, e poi in seguito con Umbria Jazz e anche senza Umbria Jazz siamo tornati spesso a New York e in America a suonare nei locali più importanti dove si fa jazz. È sempre un'emozione naturalmente, però devo anche dire che la cosa più importante per un musicista a volte è dimenticarsi dove si trova, l'importante è fare bella musica. Sì, siamo qui, ehi, ciao! Ciao, tutto chiuso. Questa eccoli, sì! Ciao, eccoci. Ce l'abbiamo fatta. Porgy Bells, in the end. Ah, è tutto pronto? È tutto già montato, vedete, gli strumenti, tutto a posto. C'è la batteria, il contrabbasso, tutti i microfoni. Uno arriva e è tutto a posto. Questo è il bello di suonare jazz, no? Vedi? Se uno arriva, cosa dobbiamo fare? Beh, praticamente è tutto montato. Sì. Cosa manca? Nulla. Nulla mi sembra, c'è tutto. Microfoni, cavi, la batteria, il contrabbasso. Adesso cominciare a montarmi. Quello poi... Mettilo insieme al resto della batteria. No, lui mettilo insieme al resto della batteria. Poggio qui? Vicino alla batteria. Ah, scusa. Grazie. Sarà un lungo soundcheck. La batteria è più in là. Non la vedi? Ma credo gli serva lì. Se gli serve lì va bene. Vedi c'è il pallino bianco. Finito il soundcheck? Finito? A posto? Sì. Finito? Sì. Ah, grazie. Tieni. Tieni.
Tieni tu, tieni. Scusi, non sei tu quello che sono è io, responsabile di... sono il tecnico. Giusto per sapere... Sono il signor Porghi. Lei è Bess, sì, questo signore con i baffi. Ecco qua, qui va bene secondo me, perché così lui suona un po' qui e un po' va là. Sono pallini bianchi, ogni pallino è un pezzo della batteria. Ogni pallino è un pezzo della batteria, viene disseminata. Questo è quello che si chiama la batteria jazz. No, è uno studio dell'acustica che hanno fatto su questo posto, hanno visto che la cassa suona bene qui, il tom suona bene lì. Ho capito. Probabilmente, ecco, il timpano lì dove c'è quell'altro... Quando c'hanno i batteristi che si chiamano tom, dove suonano? Al rototom. Allora tu stai lì, vedi? Tu stai lì e ogni tanto vai a suonare gli altri pezzi della batteria. Certo. Quando c'è quel pezzo. Il jazz è una musica in movimento. I visionari nascono con questa idea, ok, è finita l'orchestra del Titanic, voglio un altro quintetto che ricordi il suono di Mingus, quindi 2 fiati davanti, che non siano trombe, perché ho suonato abbastanza sia con Rava che con Fresu, voglio dei sassofoni, però voglio dei coetanei che non si conoscono troppo bene fra loro. Adesso il gruppo è diventato un gruppo di amiconi, per cui in teoria va sciolto, perché ormai sono troppo amici e non va bene, però all'inizio che si stavano studiando alle prime prove era molto interessante quello che veniva fuori. Allora Spinetti e Calcagnile sono 2 personaggi totalmente diversi fra loro. Guerini e Gori si conoscevano da ragazzini, ma insieme non suonavano volentieri, perché Guerini è uno molto riflessivo che gioca per la squadra e Gori è tipo il centravanti che vuole fare la solo jazz. Insieme hanno guadagnato l'uno dall'altro, perché Gori ha guadagnato in riflessività e quell'altro ha guadagnato in presenza scenica. Noi 4 visionari, cioè gli operai dei visionari, escluso il capo della ditta, siamo sempre lì a cercare di punzecchiarlo, di stimolarlo a scrivere musica nuova, che Stefano a parte ne fa veramente tante e poi è anche forse un po' pigro, perché magari non ha molto tempo, no? Non gli avanza molto tempo per dire adesso in questi giorni sto qui, scrivo un po' di musica. Magari lo fa appunto quando è in giro, quando trova un pianoforte dove poter suonare un po', e quindi non lo so, devo dire che c'è stata un'evoluzione dall'inizio, cioè da 3 anni fa oramai, quando è nato il gruppo, ad oggi c'è stata un'evoluzione. Il repertorio è abbastanza ampio, comincia a essere abbastanza ampio, e mi sembra che piano piano Stefano stia riuscendo anche a cesellare i brani, modellandoli, no, sulle caratteristiche poi di ognuno di noi, per darci un contenitore più comodo. We did the first album, Meritonin Mente, and on that album we played one Scandinavian song. It was a Swedish song, and it worked very nice on that album. And when we did the second album, actually it was Stefano, we were on tour in Italy, and he said, well, why don't we do a whole album with Scandinavian songs? And I only gave Stefano the lead sheets with the melody and the chords, and then he just did the arrangements on the songs without knowing he did not know the original versions of the songs. Il risultato era che mentre eravamo in tour a suonare altre cose in giro per la Scandinavia, io la mattina lavoravo a questi arrangiamenti insieme a Jesper e poi Morten si aggiungeva dopo, e loro erano abbastanza stupiti perché queste canzoni per loro erano talmente sentite e risentite che non riuscivano a immaginare un accordo diverso e un ritmo diverso. Per me invece era normale, invece di mettere quell'accordo metterne un altro, per cui insomma era un procedimento molto interessante. Forse dovrei far arrangiare a loro delle canzoni napoletane per vedere cosa succede. It's a very rare and beautiful thing, and very seldom that you find people that you feel a match with like that.
And our style and Bolani's style seem to match perfectly. So. Il progetto Carioca è nato come una conversazione, diciamo, tra me e Stefano, basandoci sulla passione di Stefano per la musica brasiliana, che è sempre stato fin dall'inizio della sua carriera uno degli ingredienti sia come repertorio, ma anche, possiamo dire, anche come ingrediente inconscio. Dal momento che io vivo a Rio de Janeiro e mi occupo anche di musica come giornalista, sono amico di Zeno Ghera, che è il coproduttore artistico del disco, e abbiamo pensato io ho detto a Stefano: perché non fai un disco di musica brasiliana, però con un repertorio che da noi in Italia e anche in Europa, si può dire, è abbastanza inedito, vale a dire il samba e lo scioro, che è il repertorio che lui suona, è fatto di grandi compositori della tradizione, soprattutto di Rio de Janeiro del Novecento, che sono tutte musiche, diciamo così, pre-bossa nova. Dico pre-bossa nova perché la bossa nova è un elemento già largamente sfruttato nel jazz, anzi la stessa bossa nova, quando è sorta alla fine degli anni 50, ha influenzato il jazz, e quindi si identifica sempre il lavoro dei jazzisti quando fanno la musica brasiliana con la bossa nova. E l'idea era quella che Stefano portasse con il suo pianoforte quello che nel samba e nello scioro spesso portano i cantanti, cioè una voce, un'intensità in qualche maniera vocale. Questo è stato interpretato, introiettato da Stefano in maniera sorprendente, ha sorpreso enormemente non solo tutti noi e lui stesso forse, ma soprattutto questi grandi musicisti brasiliani che hanno collaborato con lui. Se vuoi l'apice delle due cose messe insieme è andare a suonare la musica brasiliana con questi musicisti meravigliosi in una favela, quindi nel centro del disastro. Era un'idea del governo brasiliano e ancora una volta di Umbria Jazz, e l'emozione era molto forte. C'è stata anche una sparatoria durante il concerto, ma siccome non sparavano sul pianista io non me ne sono accorto e me l'hanno detto molti giorni dopo. Però devo dire, trovarsi lì a presentare in portoghese la musica brasiliana ai brasiliani, e sono samba che loro ballerebbero e canterebbero, invece si ritrovano in versione strumentale con gli accordi diversi, le improvvisazioni jazz eccetera, faceva un certo effetto e anche una certa paura, se vuoi, ma è quella paura che ti tiene vivo, insomma, come dire, è un'ennesima sfida. Vediamo se io posso stare con loro, vediamo se mi accettano, insomma. Dr. Jimé è un'entità immaginaria che sta nell'isola di Bora Bora e che da in là ha delle riflessioni musicali, manda dei brani, manda delle classifiche, delle riflessioni, dei libri, scrive dei libri, sa tutto di tutto della musica. Nasce in realtà da un raccontino, una storiella che racconta Bollani e che solo lui può raccontare. Allora, Dr. Jimé è un programma dove si inventano questi personaggi. Dr. Jimé è un'entità che ci manda le cassette e noi inventiamo il personaggio. Piovani, alias Nicola Piovani, ha fatto colonne sonore per i film Fellini, Gigi e Fred. Riondino è il compagno di viaggio ideale perché siamo molto simili per certi versi. Lui ne sta facendo una e ne sta pensando altre 20, quindi va tenuto fermo. C'è uno schema e poi sono delle varianti che dipendono dall'umore, dall'energia della giornata,
dalla aggressività anche che si deve creare tra due musicisti o attori o artisti, quel che sia, o performer, cercare diciamo di mettersi in scacco in qualche maniera anche, lasciando sempre la possibilità di una via d'uscita all'altra. Renzo Arbore. Partiamo da un libro del dottor Djembe, I Cowboys dell'anima, metodo pratico di improvvisazione per banjo a orecchio. Banjo o banjo, perché qui ho capito che bisogna stare attenti. Banjo, banjo, binjo. Sì. Binjo, banjo, No, banjo. binjo è una cosa napoletana. Molte scuse, che ma si può non dire. venjo. C'era Sì, una sì. canzone, binjo, banjo, banjo. Sì, sì, no, ma anche banjo però è meglio non eliminare, perché Neanche banjo. dov'è il banjo, diceva un amico mio sempre, è perché suonava la chitarra. Cioè, al sud la musica americana non se ne può proprio parlare. Gli scappava di suonare, Il jazz- diceva sempre dov'è il banjo. ho capito. E poi c'è tutta l'aneddotica dei musicisti napoletani. Se vuoi sentirne ultima di cosa, c'è il maestro Esposito che dice un suo musicista orchestrale, dice: guarda, mi serve un violinista, vallo a trovare in galleria. Telefona il collega, dice: maestro, ho trovato il violinista qui in galleria, eccetera eccetera, suona pure la tromba. Dice: bravo, come suona la tromba? Una chiavica. Dice: ma è un violino? Meglio la tromba. Io ho avuto sin da ragazzino una passione per il primo Novecento. Questo vale per la musica, quindi i francesi soprattutto, Poulenc, Satie, Ravel, Debussy, Stravinsky, Prokofiev, che sono russi, ma insomma gravitavano anche loro. Stravinsky soprattutto gravitava in Francia, ma non solo per i musicisti, per gli scrittori, i Dada, i surrealisti, fino ad arrivare a Queneau, quindi spingersi fino agli anni 50 o all'esistenzialismo, ma poi ancora i pittori, avevo una passione per Magritte, per Max Ernst, per tutto questo mondo che si stava reinventando in mezzo a due guerre terribili. Avrei voluto essere là, di fatto ero indeciso, avrei voluto essere o negli anni 20 a Parigi a cazzeggiare al bar con Breton e Duchamp, oppure avrei voluto essere negli anni 50 con Charlie Parker e Gillespie. Due ambienti in realtà molto diversi, non me ne rendevo conto, ma da un lato si disquisiva di letteratura e dall'altro invece si era molto più terreni, più pratici, però di fatto due ambienti molto creativi e tuttora vengo ispirato soprattutto da quei due mondi là, e soprattutto dal primo Novecento, perché trovo che, come spesso accade, dai paesi in guerra, dai paesi in gravi difficoltà poi nascono delle cose, come dice Queneau alla fine del romanzo, nel fango qua e là cominciavano a spuntare dei piccoli fiori blu.
Cosa penso della noia? Penso che sia il nemico numero uno per uno che fa musica, perché se mi annoio io, figurati il pubblico. Everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Except for me. But everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Except for me. Everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Everybody likes Bolani. Except for me. Tutti amano Bolani. Tutti amano Bolani. Tutti amano Bolani. Per me pizza Bolani. Pizza pasta e Bolani. Pizzeria del Bolani. Except for me.